commemorazioni, rilevamenti demoscopici e musica per voi. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze nella pancia, figli, a spasso del parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. Pagina in simultanea con voi quando sono scoccate già addirittura le 12:45, noi, ovvero sia Francesco, meravigliosamente sull'altura di comando in regia tecnica, e l'avatar del sottoscritto, ovvero sia Ciccio Barbù. Dunque, l'abbraccio forte 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 come previsto dai convenevoli formulaici, rivolto come sempre alla signora Carmela, alla signora Clotilde e alla signora Adriana Angela. Loro ci seguono, ma ve lo dico io, ve lo garantisco io, ci seguiscono anche dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, perché questa è una radiovisione e chi si abbona a Radio Libertà campa 800 anni. Meditate gente, meditate. E poi ancora i supporti tramite i quali seguirci, la radio DAB ovviamente, le applicazioni iOS e Android che vi permettono di seguirci ovunque voi siate sulla costa terrestre con i vostri telefonini, e poi il sito radiolibertà.net, e poi ancora il Alexa accendi Radio Libertà, passaparola, ve ne saremo riconoscenti. Il profilo Facebook, indispensabile per orientarvi attraverso la programmazione della radio, dove ogni notte che il cielo manda in terra troverete le sinossi delle interviste che poi troverete inoltre la pagina. Questo è Che giorno è? Radio Libertà. Alle 13:35 parte invece Oltre la pagina, ma c'è sempre Ciccio Barbù dietro il microfono. Poi ancora Twitch, i social di ultima generazione, e YouTube a targhe alterne. Dopo i convenevoli formulaici diamo delle indicazioni. La commissione interna ha stabilito che in questi locali la temperatura si è assestata a 24,1 gradi centigradi sopra lo zero, 13,7 piove, bagna fuori, 13,7 centigradi sempre sopra lo zero esterni, 96% l'umidità, la pressione è pari a 1005,7 millibar. E andiamo ad anticiparvi gli argomenti che toccheremo. Allora, è un bubbone che resta sempre lì, una situazione che resta sempre piuttosto, diciamo, minacciosa. Stiamo parlando dello jihadismo, perché un rapporto del direttore centrale della Polizia di Prevenzione, il comandante Lucio Pifferi, o Pifferi? Pifferi, ha spiegato come si stiano formando dei branchi di lupi solitari. Ci sono su internet ci sono centri di indottrinamento di ragazzini di 15-16 anni che vengono, diciamo, instradati alla violenza jihadista. Allora, non tutti questi diciamo poi mettono in pratica le minacce, ma sta di fatto che questi giovani cominciano a vivere immersi in un sentimento di odio, un sentimento dove uccidere, eliminare l'avversario, che poi è semplicemente quello che non ha la tua religione, diventa accettato, diventa normale, diventa forse addirittura desiderato. Ecco perché possiamo proprio parlare di non più lupi solitari, i foreign fighters, ma branchi di lupi solitari, e questo è preoccupante naturalmente. Tra l'altro spiega sempre Pifferi che non è solo questo indottrinamento che si trova online, sui social, dove vengono aizzati
le giovani menti è abbastanza trasversale, perché va a incendiare anche non solo estremisti islamici, ma anche neonazisti, suprematisti bianchi. Poi vediamo, c'è anche il comparto quello della sinistra antagonista, quello è un altro capitolo ancora. E, e questo quindi rende anche di più difficile individuazione il pericolo, il rischio. Intanto, scusate, mi ero dimenticato, dopo vi do i numeri di telefono, se volete intervenire comunque linee aperte, e poi ricordo anche i numeri, anche il servizio WhatsApp. E, allora, c'è una forma anche proprio di esaltazione, a questo punto anche fine a se stessa, e fa un po' paura, un po' spaventa, perché credo di potermi permettere di dire che chiunque è stato giovane sa che, c'è il momento in cui ti si chiude la vena, no, come si dice in linguaggio così gergale, in cui sei affascinato dalla violenza. Se uno vuol negarlo, lo neghi, per carità, ma credo che faccia parte, la violenza è è un elemento della natura umana che va gestito attraverso la razionalità, l'empatia e quant'altro. Però esiste, e io credo che esista per tutti, poi in misura minore, maggiore, ma credo che il sentimento proprio di violenza pura sia più o meno latente, sia presente in tutti noi, con una grande differenza: che la società, la famiglia in primis, poi la società, l'intelligenza stessa ti insegna fin da ragazzo, magari da ragazzo. Perdi il controllo e vai a sbattere, ti fai male, impari, vai a fare una rissa con un coltello e ti tagli un dito, e così impari, perché anche se hai 14 anni, se ti succede impari. So quello che dico. E quindi le cose, diciamo, vengono convogliate verso una sorta di normalità, quindi questa violenza viene convogliata, diventa energia. C'è lo sport, per dire, io sono uno di quelli che crede molto nello sport, ci sono i rapporti umani, c'è anche l'idea della repressione, di essere puniti. Se invece si vive sempre immersi in questo odio, quando si ha 14, 15, 16, 17 anni, l'idea è che possa esplodere. Credo sia anche la preoccupazione delle forze dell'ordine. Poi c'è anche la minaccia jihadista, è anche strutturata. Adesso si parla dell'ISIS-K, ok, ramo afghano del gruppo terroristico, una concreta minaccia strutturata, in quanto componente combattente più attiva del panorama jihadista. Bisogna anche monitorare gli arrivi dai Balcani, dal conflitto ucraino e dal Nord Africa. Poi abbiamo, sempre in questo rapporto del comandante della Polizia di Prevenzione, la situazione italiana, perché ci sono i piccoli cospito, crescono, ve lo ricordate? Quel terrorista che solo per errore suo, per incapacità, per imperizia, per fortuna, non ha portato a termine un attentato che avrebbe provocato una strage di giovani allievi sottufficiali carabinieri in Piemonte. E c'è un ritorno, diciamo, di fiamma, e si parla anche di questo nuovo partito comunista, e si parla, come sempre, degli anarchici. E anche se non c'è stata la rivendicazione, che è un elemento, chi si ricorda gli anni '70, chi ha vissuto gli anni '70 se lo ricorda, la rivendicazione è una parte fondamentale dell'attività terroristica. Non c'è stata nessuna rivendicazione nel caso, lo sapete, se ne è parlato anche durante il congresso della Lega ospite Musk, nell'attentato che ha incendiato 17 Tesla
in una concessionaria alla periferia di Roma. Ecco, non c'è stata rivendicazione, ma gli inquirenti dicono che è stata usata la stessa metodologia per attacchi analoghi attribuiti agli anarchici. Quindi diciamo che la firma c'è, anche se non è autografa, diciamo la firma c'è. Insomma, ne abbiamo di carne al fuoco dopo le 13.35 con Francesca Musacchio, insieme a Francesca Musacchio. Oggi speriamo di avere Alberto Gusmeroli, che ieri non siamo riusciti a contattare al telefono, per parlare sempre della questione della bolletta. Le bollette per diciamo la tutela dei vulnerabili è stata allungata fino al 2027, le bollette per i vulnerabili. Ieri c'è stata una specie, non proprio botta risposta, un ascoltatore ha detto: chiedi a Gusmeroli come mai il mercato libero è più conveniente del mercato tutelato. Poi aveva risposto Carlina, mi sembra, spiegando quali sono i meccanismi per cui il mercato libero adesso ti fa delle offerte che sono che non si possono rifiutare, però dopo nel medio e lungo periodo ti incastra, e per questo per il momento, però per un breve periodo di tempo, comunque magari ne approfitteremo se avremo il presidente della Commissione Attività Produttive durante il qui Parlamento, vedremo di approfittare di questo, anche della sua presenza, anche per spiegarci questo punto. E infine un quadro generale, un panorama della politica internazionale, perché giovedì 17 sbarca in America Giorgia Meloni, incontro con Trump, come dicono quelli bravi, e poi venerdì 18 e sabato 19 J.D. Vance, il vicepresidente, sarà in visita l'Italia, quindi ci sarà anche l'incontro tra Giancarlo Giorgetti e il suo omologo statunitense Scott Bessent, mentre parallelamente, anche se sono formalmente separate le due visite, in questi giorni si è recato negli Stati Uniti anche il commissario europeo al commercio Marko Šefčovič, che ho letto rilasciato dichiarazioni improntate all'ottimismo, alla fiducia. Ieri ho letto che le borse di Milano hanno brindato perché hanno avuto il rialzo più alto in tutta Europa, e i 90 giorni di congelamento dazi di Trump hanno avuto un effetto positivo, ma ci sono stati altri effetti che positivi non lo sono stati manco per niente. Un momento ancora più tumultuoso del solito, e vediamo un po' di capire con un osservatore attento come Pietro De Leo, vediamo di capire come cosa ci si può aspettare, cosa ci si può attendere da questa serie di incontri. Intanto ricordo il numero di telefono, potete chiamare anche, abbiamo 2 minuti, altrimenti dopo l'intervallo, durante i genetriaci. I numeri di telefono sono 02 92 94 7222, mentre per il WhatsApp abbiamo 340 670 9659. Abbiamo questo è un link che ci ha mandato l'ascoltatore Manzoni: scenario delle professioni oggi e domani, il futuro del lavoro tra innovazione e trasformazione. Nel contesto di un'economia in rapida evoluzione, comprendere i cambiamenti in atto nel mondo delle professioni è fondamentale. Il sito è quello di scenarieconomici.it, quindi se volete avere degli aggiornamenti su un panorama che è in continuo fermento, questo è infatti tutti i parametri dicono che l'aggiornamento è il quid del lavoro al giorno d'oggi.
Adesso invece il quid è la pausa musicale, l'offerta è la musica per voi. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Dal produttore al consumatore, Sicurbet produce impianti d'allarme per case, negozi, uffici e capannoni e oggi ti presenta Dialogos, l'unico antifurto senza fili che ti permette di rimanere in casa d'allarme inserito e a finestre aperte. Sicurbet offre l'impianto d'allarme senza fili a partire da €950 con 2 anni di garanzia integrale. Telefonate subito al numero 348 71 59 492 per conoscere Dialogos e alle prime 5 telefonate il combinatore telefonico è in regalo.
Eccoci sempre in simultanea quando sono scoccate le 13:05. C'è stato un avvicendamento sulla torre di comando della regia tecnica, Sveva e anche Natalia, che salutiamo, e il grande Vincent, che venerdì vi torna a offrire un movie time a tema molto 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 bello, molto ben riuscito. Allora, Nick Kamen, chi se lo ricorda? Lui divenne famoso nei primissimi anni '80 come modello, come in uno spot di una celebre marca di jeans. Lui entrava nella classica lavanderia statunitense e restava in boxer, e metteva i jeans a lavare, in lavatrice, dai. Se no che lo ha visto Madonna in questo spot e gli ha fornito questa canzone che lo ha reso celebre. Poi non ha avuto ancora del successo, e poi diciamo che le cose non sono andate, diciamo, è morto 4 anni fa, a 59 anni, quindi no, 38, 48, 58, sì, 59 anni. E comunque vogliamo ricordarlo con questa musica, questo sound tipico degli anni '80. E con questo abbiamo iniziato i genetriaci ricorrenze e commemorazioni del 26° giorno di Germinale, mese del calendario repubblicano. Per tutti è un martedì martis 15 di aprile, anno domini 2025 o 2025 che dir si voglia. Nel 1989 in questo giorno iniziarono le proteste in piazza Tiananmen in Cina, chiaramente, mentre 6 anni fa a Parigi un incendio devastò la cattedrale di Notre-Dame de Paris. E se vi ricordate, ci furono alcune passionarie dell'immigrazione senza se e senza ma, Michela Murgia, pace all'anima sua, che disse: sì, ma adesso non ci preoccupiamo più dei poveri migranti che sono in mezzo al Mediterraneo, mentre stava dando fuoco uno dei simboli forse della posso usare, è un po' ridondante, è un po' pomposo, ma possiamo dire civiltà occidentale, dell'Occidente, dai, l'Occidente non è sempre stato civile, quindi diciamo dell'Occidente, nel senso positivo del termine. E a proposito, sono in molti, devo dire, che lo considerano il più grande genio della storia, tant'è vero che i miei cugini francesi lo considerano francese. Sto parlando di Leonardo da Vinci, Leonardo di Ser Piero, eh, che ha detto una frase tra le tante, la produzione scientifica, letteraria, artistica di Leonardo da Vinci è spaventosa, e si poteva reperire prima che riesplodesse in qualche modo la moda, perché i grandi dell'arte del Rinascimento, succede anche nel cinema, succede anche un po' dappertutto, hanno dei cicli che potremmo chiamare mode. Caravaggio, per esempio, è esploso negli anni '90, Leonardo è esploso negli anni '10, negli anni '80, negli anni '70 Michelangelo, e c'è stato anche il periodo di Giotto, Raffaello. Quando ero bambino io era considerato Raffaello. Stiamo parlando dei grandi, no? Dei grandissimi del Rinascimento, anche se Giotto siamo all'inizio, l'umanesimo, eccetera, è importante come capostipite in un certo senso considerato. Ma Raffaello, Michelangelo, Leonardo, che sono coevi, e Caravaggio, che arriva più o meno un secolo dopo, sono i nomi che un po' ruotano in, in cima. Adesso diciamo che Leonardo, ecco, comunque
anche prima, quando il nome era meno gettonato, se vogliamo, e che non c'era internet, potevi comunque, consultando indici, biblioteche, eccetera, renderti conto di una produzione sconfinata, manuali di pittura, ma scientifici, ma fatti, ma scusate se parlo semplice, ma perché non posso parlare complicato, non ho gli strumenti, ma manuali perfetti, di una linearità, di una capacità di comunicazione fuori dal comune. Poi ci sono trattati anche di filosofia, scientifici ovviamente, poi i suoi disegni. Lui proprio quasi aveva, non aveva fastidio del disegno, ma per lui il disegno serviva solo per realizzare poi quelle che erano le sue idee. Infatti c'è la dama con l'ermellino, eccetera, lui le porta a compimento. La dama con l'ermellino, se non sbaglio, fatta qui a Milano, hanno dovuto veramente andare con le cattive a obbligarlo a finirla, a terminare questa opera, perché a lui la faceva solo per i soldi. E quindi, avendogli dato prima i soldi, a lui andava bene così. E questi sono, insomma, sono artisti, loro se lo possono permettere. Poi Henry James, scrittore critico letterario, ci vuole un sacco di storia per produrre un po' di letteratura. Il segretario, il politico sovietico che portò alla luce tutti i crimini dello stalinismo, Nikita Khrushchev, celeberrima la sua immagine al palazzo dell'ONU, quando per richiamare l'attenzione si toglie una scarpa e comincia a battere il tacco sul tavolo. Poi abbiamo Vincent, abbiamo un grande nome della tua terra, un grandissimo, Corrado Alvaro. Non vorrei sbagliarmi, so che era molto amato da Umberto Bossi. Corrado al simbolo era molto, così mi è stato riportato. Comunque è un grande. Nessuna libertà esiste quando non esiste una libertà interiore dell'individuo. Questa è la frase di Corrado Alvara, che è stato scrittore, poeta, giornalista calabrese, uno dei nomi più, diciamo, eh, conosciuti del secondo dopoguerra. E poi abbiamo, anche se è morto relativamente giovane, morto a 61 anni nel 1956, nonostante è riuscito a lasciare un'impronta molto, molto profonda nella cultura italiana. Poi abbiamo, e ve la faremo sentire, la voce di Bessie Smith, il blues di questa straordinaria interprete statunitense. E poi si vede che oggi è Leonardo, che era mancino come qualcun altro. Invece non so se fosse mancino, ma è stato un gigante, Alberto Breccia, Gli uomini dagli occhi di piombo. Raccontano le cronache che la svolta di Alberto Breccia è sempre stato un disegnatore eccezionale, ma produceva fumetti seriali di non eccessa qualità. La parte buona di quei fumetti era il suo disegno. E poi pare durante un convegno, un incontro, un festival del fumetto in Italia, credo, non so se in Italia o in Argentina, perché Breccia è chiaramente di origine italiana, ma è uruguagio, poi spostato da bambino in Argentina, e con Ugo Pratt. E Ugo Pratt in pratica era stato riportato in originale spagnolo, in castigliano originale. So che Ugo Pratt in pratica gli ha rivolto più volte la parola mierda, mierda, mierda. In pratica gli ha detto: guarda che stai facendo delle cagate pazzesche, uno come te deve fare veramente fumetti, deve fare cose. E se insieme a un autore da un cognome impronunciabile, un cognome tedesco, ma è argentino, ed è stato eliminato da Videla, i famosi aerei della morte, produsse Gli uomini dagli occhi di piombo, che è probabilmente una delle serie più
di grande valore del fumetto mondiale, almeno per chi vi parla e non solo per chi vi parla. L'autore dei testi di Uomini degli occhi di piombo è anche l'autore dell'Eternauta, una celebre serie sempre argentina, ma non disegnata da Breccia. E poi scusa Ameri Picciotti per intervenire all'11° del secondo tempo, Enrico Ameri. C'è la frase, dunque, Ciotti lo interrompe per la terza volta durante una radiocronaca e Ameri lascia il microfono aperto e dice: ma come si fa a essere così coglioni? Dallo studio, non ricordo più chi fosse, avvisa Mary: attenzione ai colleghi in studio, avviso che avete i microfoni aperti. E a Mary, sui due piedi, imbastì quella che sembrava una scusa. Disse: ma siamo stati aggrediti da dei tifosi che volevano entrare loro avevano una specie di sgabuzzino. Chi lo sa se era così. Era un modo per spiegare il motivo per cui aveva pronunciato quella frase, che all'epoca dava anche un po' scandalo, anche perché Ameri e Ciotti sono stati due totem, e non solo anzi sono stati loro anche a contribuire alla crescita della popolarità del calcio in questo paese. Poi 90 anni tondi per Gianni Letta, è stato anche, credo, per 15 anni direttore del Tempo. C'è Tommaso Cerno che gli rende omaggio oggi sul Tempo, e vedremo Pietro De Leo, tra l'altro, ai nostri microfoni alle 14.35. Poi abbiamo un critico cinematografico come Goffredo Fofi. Lui, tra l'altro, è un umbro, un eugubino da Gubbio. Se non sbaglio, era lui è comunista di impostazione e diceva: sì, ma ero comunista negli anni 70, ma c'era il popolo. Mentre, riferendosi al popolo italiano dagli anni 90 in poi, ha detto: questo è un popolo di M, quindi non vale più la pena essere comunisti. Grosso modo, credo è il pensiero di un autorevole critico cinematografico italiano comunista, credo proprio fosse lui. Claudia Cardinale, scusate se è poco, c'era Brigitte Bardot e la risposta italiana è stata Claudia Cardinale. Diciamo che erano periodi in cui si volava anche sul fronte estetico, si volava decisamente altissimo. Brigitte Bardot e Claudia Cardinale, è difficile immaginare un inno, un tripudio di bellezza, di fascino, di erotismo anche, perché non dirlo, ma anche di bravura. Stiamo parlando anche di due ottime attrici. E poi abbiamo il clown Django Edwards, scomparso 2 anni fa, e poi anche lui è scomparso 2 anni fa. Un grande disegnatore, un grande autore, e molto amata, una delle poche serie della Bonelli che non ho seguito, che era Napoleone, ma lui ha disegnato Dylan Dog, ha disegnato a Ken Parker, insomma, credo anche Tex. Sto parlando del bresciano Carlo Ambrosini. Niente, purtroppo ci ha lasciato. Oggi avrebbe compiuto 71 anni, ci ha lasciato 2 anni fa. So che aveva prodotto poco prima della scomparsa, era uscito non molto tempo prima un lavoro completo suo di Dylan Dog, cioè sia i testi che i disegni, molto, come sempre quando si parla di Carlo Ambrosini, di grandissima qualità. E poi abbiamo il geneteliaco di Emma Thompson, che ha ricevuto 5 nomination e 2 Oscar, che è stata anche a lungo la moglie di Kenneth Branagh. Grandissimo Kenneth Branagh. Oh Madonna. No, stavo pensando a un altro. Guarda,
Tu hai capito a chi? Kenneth Branagh, grandissimo attore shakespeariano, è stato l'ultimo grandissimo Amleto della Shakespeare Company, oltre che essere un grandissimo anche regista. Niente, Enrico V il ma suo. Enrico V. Comunque sai cosa disse Emma Thompson del marito Branagh? Emma Thompson che si Emma permette. Thompson è un'altra, bisogna alzarsi in piedi quando si parla di questi due. Vorrei avere figli, ha detto Emma Thompson, ma Ken Branagh è così stanco che il suo sperma zoppica. Ma robe da matti, no? E allora gli consiglio del magnesio supremo. No, ma ormai si sono mollati da una vita. Vabbè, si possono sempre rimettere Poi, insieme. guarda, lei compie 66 anni qui. Oddio, è giovane. i giorni... Adesso fino a 80-90 anni, voglio dire, si viaggia alla grande. Era solo per dirti... non è tanto con letto di una sessantenne che ha avuto un figlio. Quindi pelle, dai, comunque due grandissimi attori. Se mi viene in mente che io quando studiavo acting e lui era giovanissimo e lo sentivo recitare in inglese, mi viene la pelle d'oca. Così come Anthony Hopkins. Anthony Hopkins, pensa, grandissimo attore della Shakespeare Company, è entrato quando aveva l'età di 35 anni, Anthony Hopkins, per curarsi dall'alcolismo. Lui era un alcolizzato e ha detto fai acting. Era talmente bravo che l'hanno preso alla Shakespeare Company. Il suo primo film dalla Shakespeare Company è stato The Elephant Man. Faceva il dottore. Bellissimo, infatti, di David Lynch, tra l'altro. In bianco e nero. In bianco e nero. E io mi sono pure messo a piangere. Ascolta, non sei il solo, noi l'abbiamo portato in scena in quegli anni. Io non mi sono messo a piangere neanche al cinema, l'avevo vista in cassetta e mi sono commosso. Sì, è vero, il videocassetta c'è ancora che... Protagonista urla, sono un uomo, sono anch'io un uomo, sono anch'io un essere umano. Prendi e piangi. Ma quanti giovani oggi sanno che esistono questi film? Quanti? The Elephant Man. Insegniamoglielo. Insegniamo, a nostro modo noi facciamo comunicazione anche sotto questo punto di vista, no? Sì. Grande pelle! Grosso più che altro. Grazie, grande, grazie Vincent Vega. Abbiamo chiuso con Emma Thompson, quindi direi prima di passare ai sondoggetti, rilevamenti demoscopici, direi di passare all'offerta musicale e c'è l'ascoltatore Manzoni che fa ti do la risposta, te la faccio dare a Soran, questa una rispostaccia meriteresti, il famoso Corrado Alvaro Vitali. Vediamo Soran cosa potrebbe dirti. Quale uomo, vedendosi allo specchio in una semioscurità, non ha avuto l'impressione di imbattersi nel suicida che è in lui? Musica maestra.
Eccoci. Allora, andiamo ai sondaggetti, ma c'erano anche dei messaggi da leggere sul fronte del WhatsApp. Allora, elezioni di Monfalcone 2025, Fasen del centrodestra eletto sindaco col 70,8%, Moretti centrosinistra 26,2%, flop della lista islamica di Buco Natè. I fari erano puntati sul candidato sindaco islamico senegalese di nascita e di religione musulmana, che si è presentato a questa tornata elettorale con una lista composta interamente da stranieri, la maggior parte di fede islamica, e gli ha detto male, quindi 2,9. E invece Carlina che rende omaggio alla beltade, perché ha inviato una foto di Claudia Cardinale. La bellezza di Claudia Cardinale anche, poi per carità, cioè, sia chiaro che ognuno può fare quello che vuole. Quello che a me piace tantissimo, che anche adesso Claudia Cardinale ha compiuto 87 anni, ma invece di diventare un mascherone, come vedi su tante ex dive del passato, si è tenuta tutte le sue rughe e quando sorride è ancora Claudia Cardinale. Poi, ehm, poi quando sei bella, per esempio Virnalisi, che è morta che non aveva ancora 70 anni, comunque diciamo a 60-65 anni Virnalisi non era la bellissima donna che era a 20, 25, 30, ma era ancora era diversamente bella, nel senso che trasmetteva ancora, irradiava bellezza. Virnalisi, Claudia Cardinale, forse è anche un segno di bellezza interiore, verrebbe da dire. E anche Carlina, appunto, mi ricorda che ha compiuto 87 anni. Adesso torniamo invece, mi sono perduto e andiamo assolutamente a vedere i rilevamenti demoscopici, sondaggetti, Ipsos, gli italiani e i dazi cosa ne pensano? Allora, dunque, lei quanto è preoccupato? Molto abbastanza, 70% dei dazi, poco per nulla il 18%, non sa il 12%. I dazi danneggeranno tutti allo stesso modo il 58%, danneggerà prevalentemente gli altri paesi tra cui l'Italia, ma favorirà gli Stati Uniti il 15%, danneggerà prevalentemente gli Stati Uniti meno gli altri paesi tra cui l'Italia il 10%. E poi cosa deve fare l'Europa? L'Italia deve concordare insieme all'Europa la risposta più adeguata, 49%, deve cercare di trattare singolarmente con gli USA, 28%. Poi, dal punto di vista politico, l'Italia dovrebbe essere più vicina all'Unione Europea, lo pensa il 46%, agli Stati Uniti il 17%, non sa il 37%. E poi ancora, il presidente Trump oggi considera l'Italia un paese secondario per il 47%, un paese strategico per il 24%. Magari anche questo sondaggio lo teniamo da parte, poi ne parli via la condivisione. Ne parliamo con Madonna, che brutto tono, Pellegrin, sei proprio, ma sono contadin, Pellegrin fa rima con contadin, e la parte paterna originaria, e poi addirittura un operaiaccio io. Oh, cosa mi guardate così, donzelle? Sono un grezzo, un tamarrone, un po' istruito, un po' sì, un po' sì, dai, datemi, quello ma non tanto, sicuramente non troppo. Allora, il borsino del governo 39,7% di fiducia contro il 53,2% di non fiducia. Il borsino dei leader, Meloni 43,5%, Tajani 36%, Schlein 30,5%, Conte 29,2%, Salvini 27,5%, Bonino 23%, Calenda 20,4%, Bonelli 16%, Fratoianni 16,1%, Santoro 16,1%, Renzi ultimo in fondo 14,8%. Questo è sempre sondaggio Tecnecchio, scusa. Basta, allora chiudiamo, togliamo la condivisione e andiamo alla sosta, perché tra pochi minuti con Francesca Musacchio parliamo
questi lupi solitari che cominciano a essere addestrati in branchi. Avete ascoltato Che giorno è? Scegliete la vita. Scegliete un lavoro. Scegliete una carriera. Scegliete la famiglia. Scegliete un maxi televisore del cazzo. Scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici. Va ora in onda Oltre la pagina. Pensa a respirare. Abbandono. Cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. Sei stato un risveglio. Hai sentito?
sai, ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. E allora abbiamo con noi Francesca Musacchio, direttore di OFCS.report, e leggiamo i suoi articoli anche sul Tempo. Bentornata ai nostri microfoni, Francesca. Grazie, bentrovati, buongiorno a tutti. Allora, direttore, tu hai riportato anche l'intervento di Lucio Pifferi, spero che la pronuncia del cognome sia corretta, che è il direttore centrale della Polizia di Prevenzione, e c'è un nuovo aspetto sul fronte rischio terrorismo. I branchi di lupi solitari, ci sono questi ragazzini di 15-16 anni che vengono letteralmente aizzati. Mi ha impressionato anche quello che è scritto, che ho trovato particolarmente, secondo me, particolarmente fondato, particolarmente, diciamo, plausibile e possibile, cioè che questi ragazzi, 14, 15, 16 anni, dicevo agli ascoltatori, c'è dentro anche la violenza in un giovane. La violenza non è che non esista, esiste in tutti, poi la si gestisce. Ma se questi ragazzini di 14, 15, 16 anni, che magari non, per fortuna nessuno, pochi di loro metteranno in pratica quello che viene loro predicato, però se si abituano a convivere ogni giorno con l'idea che la violenza è giusta, con l'idea che la violenza funziona, con l'idea che non c'è alternativa alla violenza, possono davvero esplodere. E questo, e mi sembra questo, ma non solo, questo è, a me personalmente è uno dei rischi che ha colpito di più, ma ce ne sono davvero tanti e non voglio rubarti spazio, ti do la parola. E grazie ancora per essere qui con noi. Grazie a voi, grazie a voi. Beh, allora diciamo che la conversazione con il dirigente della polizia è stata molto utile perché ha aperto un nuovo spazio su tutto ciò che è terrorismo in senso lato, ovviamente, e che oggi ha, in realtà già da un po', ma diciamo adesso è molto più evidente, ha delle nuove entrate, mettiamola così, e il problema dei giovani è fondamentale, perché a un certo punto quello che accade, noi siamo stati abituati fino ad ora a come dire, rapportarci con quello che riguarda il terrorismo di matrice islamista con da una parte le grandi organizzazioni ISIS e Al-Qaeda e i grandi attentati come può essere stato quello a Parigi del Bataclan, dall'altra parte parallelamente e non necessariamente alternativi come fenomeni, quello dei lupi solitari, e siamo stati abituati, o meglio siamo stati abituati, abbiamo capito che fino a adesso, diciamo, il lupo solitario era questo singolo individuo solitario in tutti i sensi, poco rintracciabile dalle forze, degli investigatori, dall'antiterrorismo, un po' sfuggente, che nella propria casa, attraverso la rete, in alcuni casi si radicalizzava e quindi poi decideva in autonomia di andare a compiere eventualmente un gesto di violenza contro qualcuno. Adesso invece abbiamo una nuova frontiera, abbiamo questi gruppi di lupi solitari che in realtà tra di loro non si conoscono e non c'è neanche una vera e propria gerarchia, ma entrano in contatto attraverso la rete, magari sono nei posti più disparati del mondo, condividono che cosa? Condividono la violenza, condividono la necessità di di commettere degli atti violenti e hanno come base ideologica appunto la violenza, che poi si declina in alcuni casi diventa diciamo sposa la causa jihadista, in altri casi può sposare altre cause, ma come comune denominatore c'è la violenza e l'antisemitismo, che in ogni caso accomuna come dire,
chiamiamola ideologia, insomma, mi sembra eccessivo, ma per capirci. Quindi non hanno dei legami personali tra di loro, vivono in paesi diversi, ma si ritrovano dove? In rete, in gruppi, nelle chat. Quindi non è che c'è qualcuno che dà un ordine, no, si stimolano a vicenda, quindi c'è qualcuno che dice io oggi vado ad accoltellare qualcuno sull'autobus, fallo anche tu. Con ogni mezzo a tua disposizione, fallo, vai da qualche parte e fai qualcosa. Non è necessario avere un ordine o eseguire un ordine, è appunto una stimolazione reciproca. Questo però rende tutto molto più difficile, molto più violento, molto più anche in qualche modo difficile da intercettare. Nonostante questo, nell'ultimo anno, in un solo anno, la polizia di prevenzione è riuscita a fare credo circa 50 perquisizioni legate a questi fenomeni, e si sono resi conto che si tratta di un fenomeno di giovanissimi, che loro definiscono con ideologia ibrida, nel senso che possono essere all'occorrenza jihadisti, suprematisti bianchi, neonazisti, però ripeto, l'ideologia comune è la violenza e l'antisemitismo. Poi non importa qual è l'etichetta ideologica che in quel momento li vogliono mettere, quindi oggi ci mettono la bandierina del jihadismo, domani quella del suprematismo bianco, dopodomani quella del neonazismo, non importa. Ed è un fenomeno allarmante perché riguarda giovanissimi, perché come dire, ha un potenziale importante, perché nel web ovviamente il messaggio si può moltiplicare in modo esponenziale, quindi è veramente qualcosa che apre delle frontiere molto preoccupanti. Diciamo, una riflessione che sopravviene è che davvero l'odio è un ingrediente essenziale per la manipolazione degli altri, ed è anche un ingrediente particolarmente che va in penetrazione, difficile da fermare, perché questo odio che viene usato per manipolarti, e come dicevo prima, non so cosa ne pensi Francesca, comunque noi abbiamo dei sentimenti di violenza che ci portiamo con noi, poi chiaramente li gestiamo, l'esperienza e tante altre cose, però io ti manipolo con qualcosa che tu hai già dentro, e questo diventa davvero molto pericoloso. Sì, è qualcosa di inquietante, anche perché la manipolazione di queste persone, che sono ovviamente ragazzini di 14-15 anni, massimo 16 anni, quindi è chiaro che sono in piena formazione, in pieno sviluppo, e quindi hanno, sono terreno fertile per tutti coloro che vogliono ampliare la rete della violenza, basandola anche sui chiamarle ideologie può anche essere eccessivo, però basandole su argomentazioni varie, fa capire quanto poi effettivamente la rete, e non solo, siano uno strumento pericoloso da questo punto di vista, e fuori controllo. Soprattutto oggi controllare tutte queste chat, tutte queste app di messaggistica che sono disponibili a livello globale è molto complicato, quindi è chiaro che poi prevenire il rischio di un attentato compiuto da un singolo individuo che va in piazza, sulla metropolitana, sul treno, nei mercatini di Natale, prevederlo è difficile. E infatti nell'ultimo anno, soprattutto dallo scoppio del conflitto in Medio Oriente in poi, abbiamo avuto una serie di episodi in giro per l'Europa di attentati anche compiuti da giovani, ma anche compiuti da insospettabili, che però hanno agito sulla base di un input violento arrivato chissà in quale momento, e chissà poi sulla base di quale reale motivazione,
che poi ha prodotto quello che ha prodotto. Quindi se da una parte abbiamo, diciamo, le grandi organizzazioni, ripeto, ISIS, Al-Qaeda, che hanno una loro conformazione, ma questi atti diciamo, l'organizzazione madre non ne ha conoscenza, non neanche come dire, li può prevedere, perché proprio perché l'organizzazione madre a un certo punto ha invitato tutti i suoi seguaci, chiamiamoli così, a colpire ovunque, in modo libero, con ogni mezzo, questo messaggio è stato colto in pieno, elaborato, e lo stanno mettendo in pratica. Quindi, come dire, ISIS, Al-Qaeda non danno l'ordine al ragazzino che si trova in Svizzera, in Germania, in Francia, di colpire quel determinato target in quel momento, in quell'ora, in quella giornata. No, loro non sanno nulla di questo. Loro hanno lanciato un messaggio generico e omnicomprensivo, per cui colpite chiunque, in qualunque momento, con ogni mezzo che avete. E questi giovani lo hanno interpretato, lo stanno interpretando in questo modo. E quindi il caos. sì. Prima di passare alla situazione italiana, perché Pifferi ha parlato anche di questo con te, cosa possiamo dire di questi soggetti? Invece questi non sono più, mi sembra, lupi solitari, sono soggetti che possono infiltrarsi in Occidente, sono legati all'ISIS-K, possono, diciamo, entrare nell'area Schengen. Anche questo è un altro capitolo piuttosto minaccioso. Sì, questo è un altro capitolo. Qui parliamo non più di lupi solitari, ma dell'organizzazione in sé, ISIS-K, che è il ramo afghano dell'ISIS, che in questo momento rappresenta la minaccia più concreta, la minaccia terroristica più concreta, perché è la componente, come ci ricorda Pifferi, è la componente combattente più attiva nel panorama jihadista, quella che continua a elaborare progettualità offensive contro l'Occidente. Questo che vuol dire che continuano, rappresenta diciamo, la minaccia strutturata del terrorismo di matrice jihadista, in grado di progettare attacchi non come quelli dei lupi solitari, ma attacchi più strutturati, come hanno fatto a Mosca, nella sala concerti di Mosca a dicembre, mi pare, comunque nel periodo invernale. Probabilmente ve lo ricorderete. Lì ha agito ISIS-K, che ovviamente con la Russia hanno un conto in sospeso di altro genere. Il terrorismo di matrice è un conto in sospeso di altro genere. Lì ha colpito ISIS-K e ha fatto un attacco strutturato, perché, se non sbaglio, il comando era composto da 3-4 persone, sono comunque un attacco strutturato. Questo è ISIS-K, che è diverso dai lupi solitari, che si muovono in autonomia, anche se sono in collegamento tra di loro, ma non hanno, diciamo, un'organizzazione gerarchica. ISIS-K in questo momento, e alcuni soggetti legati a ISIS-K sarebbero stati individuati, e questo lo riprende anche l'ultima relazione dell'intelligence presentata al Parlamento tra fine febbraio e primi di marzo, parla proprio del fatto che sono stati rilevati dei soggetti legati a ISIS-K entrati in area Schengen, quindi in Europa, attraverso la rotta balcanica, ma non solo, perché poi il dirigente della polizia di Provinciale aggiunge un ulteriore elemento a quanto emerso, diciamo, dalla relazione intelligence, cioè che non può non esserci solo quella rotta di infiltrazione, ma anche quella nordafricana, perché molti foreign fighter sono tornati nei paesi d'origine anche in Nord Africa. Quindi, come vedi, il pericolo è anche qui piuttosto evidente. E adesso abbiamo ancora qualche minuto, parliamo del fronte italiano, il fronte, diciamo, antagonista, anarchico,
Nel tuo articolo si parla anche dell'incendio che ha distrutto in questa concessionaria a Roma 17 Tesla. Non c'è stata rivendicazione, che è uno dei, diciamo, dei punti, chi come me insomma si ricorda gli attentati brigatisti negli anni 70, la rivendicazione, Brigate Rosse e non solo, comunque la rivendicazione era una firma. E qui non c'è stata, però si è intravisto una sorta di firma comunque nel modus operandi di questo che possiamo definire probabile attentato. Sì, allora l'Italia ha questo, diciamo, problema, non solo italiano, insomma, parliamo dell'Italia, che è la rinascita, chiamiamola così, delle versioni interna, riferita al mondo anarchico, il cosiddetto anarco-insurrezionalista. Perché allora è interessante un'osservazione che è emersa da questa intervista, e cioè che in realtà l'Italia, questo germe un po' dell'eversione legata al mondo anarchico c'è, esiste, è palpabile. Poi è chiaro che non ha grossi numeri e quindi non riesce a fare, non speriamo mai, cose in grande, però che cosa succede? È successo che il mondo anarchico ha sempre continuato a vivere sotto traccia, ovviamente. Poi a un certo punto arriva la vicenda di Alfredo Cospito, anarchico ristretto al 41 bis, comincia, lo ricorderanno tutti immagino, la battaglia perché gli venga tolto, diciamo così, il 41 bis, e quindi in nome di questa battaglia il mondo anarco-insurrezionista si ricompatta. Gli anarchici hanno una nuova linfa, hanno qualcosa di nuovo per cui combattere, per cui esporsi, per cui mettere in campo tutte le campagne più o meno violente di boicottaggi che fanno parte, insomma, del loro modo di agire. E da questo diciamo da questo momento in poi, e poi anche con lo scoppio della guerra in Medio Oriente, che è stato un detonatore per moltissime ideologie di questo genere, sono passati ad avere nuove ideologie da cavalcare, fermo restando che l'antimilitarismo è la battaglia che hanno sempre combattuto e che oggi con le guerre in corso ovviamente ha trovato nuova linfa. Poi ci sono le proteste contro la repressione o presunta tale, che secondo questo modo di vedere è rappresentato dai decreti di sicurezza del governo. Quindi hanno ricominciato a compiere azioni incendiarie, perché sono queste la maggior parte delle volte le loro azioni, e sull'attacco alla concessionaria Tesla, scusate, manca la rivendicazione. Ora, non è che sia un elemento determinante, però la rivendicazione è importante nella misura in cui è necessario per questi gruppi avere una qualificazione politica. Attribuirsi la paternità di un gesto significa anche rinvigorire l'organizzazione, dargli valore politico, dargli valore eversivo, passatemi il termine. Quindi immagino che prima o poi arriverà. In realtà in molti casi le rivendicazioni di questo genere non sono arrivate immediatamente, a volte sono trascorsi anche 15-20 giorni, anche un mese, e poi sono arrivate le rivendicazioni, quindi nulla esclude che potrà arrivare fra X tempo la rivendicazione di dell'incendio alla concessionaria Tesla. Parallelamente poi c'è il nuovo Partito Comunista che, insomma, che funge più da collettore
di varie istanze e che anche qui nell'antisemitismo e dopo lo scoppio della guerra in Medio Oriente ha trovato un detonatore pazzesco. Quindi queste ideologie, a partire dai lupi solitari o ai branchi di lupi solitari, a finire a queste organizzazioni che rientrano nell'elezione interna, hanno trovato nello scoppio della guerra in Medio Oriente una nuova modalità di propaganda per riemergere, per tornare alla ribalta, per rivendicare la loro ideologia e per mettere in campo azioni secondo le loro modalità. Ecco. E per chiudere, ricordiamo che, diciamo, per fortuna, insomma, l'Italia non è sprovvista di tutela. Pifferi parla di questo strumento come il CASA, che è il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo, di cui lui stesso è presidente, e poi appunto questa tradizione, non so se il termine è più giusto, ma sicuramente vuol dire avere precedenti, vuol dire avere casistica della lotta al terrorismo, che in Italia, la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, che ha visto le forze dell'ordine impegnate in prima fila negli anni 70, 80 e 90. Questo chiaramente non deve portare ad abbassare la guardia a nessuno, però anche sapere che non siamo, diciamo, in balia del destino. Qualcosa che funziona c'è, insomma. Sì, diciamo che gli strumenti ci sono, poi però, questo lo dico io, non lo ha detto Pifferi, poi però c'è tutto un problema legato ai numeri e diciamo che tutti gli investigatori di qualunque livello, di qualunque genere, di qualunque forza di polizia devono poi fare i conti con quello che hanno sostanzialmente. Quindi sarebbe auspicabile, a mio modo di vedere, che lo Stato, il governo, il sistema paese in realtà offrisse molti più strumenti e uomini per lavorare e riuscire a garantire dei risultati sicuramente più performanti, perché veramente in molti casi fanno quello che possono con quello che hanno. Talvolta è pochino quello che hanno, sia in termini di uomini che in termini di mezzi. Quindi aiutarli un pochino, secondo me, potrebbe essere utile a tutti, alla comunità in generale. Beh, questo senz'altro. Allora, ringrazio Francesca Musacchio, ricordo online per essere sempre aggiornati sul quadro geopolitico italiano e internazionale, OCS.report, e anche sui articoli sul Tempo. Grazie di tutto Francesca e a risentirci a presto. Grazie a voi, a presto, buona giornata. Andiamo verso l'intervallo, allora condivisione è stata tolta e quindi vediamo se ci sono aggiornamenti sul fronte. C'è il messaggio di Maurizio: il ministro europeo in America, guarda caso, il commissario europeo, il giorno prima del viaggio italiano di Meloni, per dire che se ci sarà qualche abbuono dazi sarà per merito europeo e non Italia, invece dei contatti diretti Germania e Francia. Questo, Maurizio, ne parliamo dopo le 13, le 14, pardon, le 35 con Pietro De Leo. Intanto musica per voi.
Eccoci di nuovo in diretta, adesso passeremo a Qui Parlamento, diamo qualche aggiornamento dalle nostre agenzie di riferimento. Mattarella firma il PDL Morandi, discriminate le unioni civili rispetto al matrimonio. Proposta di legge per il riconoscimento dei benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti di infrastrutture stradali o autostradali. Scusate. Allora, due trumpiani contro Trump. Chi sono i due avvocati di Harvard nello scontro con la Casa Bianca? Bloccati i fondi per 2,2 miliardi tra l'apertura del Corriere, che ricorda anche Mattarella, e la legge sul Ponte Morandi, e il rischio di incostituzionalità. Discriminate le vittime e figli di coppie conviventi. Dagospia, il boss e le geishe alla Beccafico. Le donne intelligenti non me le filo neanche di striscio. Matteo Messina Denaro usava le menti non solo per la latitanza, ma per accrescere il suo ego smisurato da narcisista patologico. Nel suo diario il boss scriveva: quando parlo con una donna suscito in lei una sensazione liquida che la fa tremare. Una mi disse che avevo la bocca disegnata da Dio, e loro lanciavano frecciatine al vetriolo nei pizzini quando capivano che il boss stava dando più attenzione a un'altra. Il dato sconcertante è che non si tratta di ignoranti, ma nel caso di Laura Bonafede e Floriana Calcagno, di due professoresse cresciute però in ambienti criminali. Adesso cerchiamo di contattare il prossimo ospite, perché adesso andiamo incontro al Qui Parlamento. Vediamo se riusciamo ad avere questa volta. Ieri non ci siamo riusciti, vediamo se oggi saremo più fortunati con Alberto Gusmeroli per questo Qui Parlamento, per parlare delle bollette, ovviamente. Partiamo con la sigla intanto. Qui Parlamento. Eccoci, allora, vediamo, si parla di l'emendamento Lega di cui Alberto Gusmeroli, che è presidente della Commissione Attività Produttiva, il primo firmatario. È un emendamento per tutelare, che permette di tutelare, di proseguire la tutela delle persone vulnerabili anche nelle bollette fino al 2027, anche le bollette del 2027. I vulnerabili sono gli utenti considerati cosiddetti vulnerabili, sono gli over 75, disabili e fragili economici. Adesso vediamo se abbiamo il presidente in collegamento. Allora fatemi dare il benvenuto e il grazie al presidente della Commissione Attività Produttiva, Alberto Gusmeroli. Bentornato ai nostri microfoni, presidente. Pronto, mi sente? Sì. Io non lo sento, la sento a fatica. Vediamo se riusciamo ad avere. Pronto? Mi sentite? Sì, adesso bene, perfetto. Perfetto. Allora, presidente, io diamo questa notizia del prolungamento della tutela delle bollette per i fragili, anche per le bollette del 2027. Emendamento Lega, Sì. lei è il primo firmatario. Parliamone. Sì, allora, dopo l'emendamento sempre della Lega, dal decreto concorrenza, con cui abbiamo dato la possibilità a 11,5 milioni di vulnerabili, quindi over 75 anni, diversamente abili e fragili economici, di andare nel più conveniente sistema tutele graduali, anche se è molto difficoltoso e reso molto difficoltoso. Al termine del sistema tutele graduali, quindi nel marzo 2027, praticamente non andranno nel mercato libero, quindi con tutte le criticità che in questo momento ha il mercato libero, ma andranno o nel mercato tutelato o nel servizio di vulnerabilità, cioè sarà una specie di copertura per evitare un pagamento alto delle bollette. Però nel frattempo noi dobbiamo informare, quindi vi ringrazio per la grande opera di informazione che fa Radio Libertà, che tutti i vulnerabili d'Italia, grazie alla Lega, possono andare entro il 30 giugno nel sistema tutele graduali. Noi
io, come sapete, faccio anche il sindaco della mia città a Roma, siccome so quanto è difficile l'utilizzo del computer per, diciamo, persone meno giovani, quindi over 75, pensiamo a persone di 80, 85, 90 anni, abbiamo aperto uno sportello comunale, facciamo noi tutte le pratiche e mi hanno seguito il comune di Massa, il comune di Dormelletto, di Pisano, di Oleggio Castello, di Macugnaga, e spero che ci seguano tanti altri comuni. Io ho scritto al presidente dell'ANCE, il sindaco di Napoli, chiedendo prima che diffondesse la notizia, ma non ho avuto risposta. Poi chiedendo un incontro e non ho avuto risposta. Spero che si impegni anche lui, perché qui parliamo di risparmi per le persone vulnerabili, cioè quelli che la politica deve tutelare di più, sostanzialmente, che vanno da 136 euro l'anno sino al 30% della bolletta, quindi non poco risparmio. Ecco. Presidente, qualche informazione anche in più di riferimento, chi non ha la fortuna di risiedere ad Arona, che peraltro è una città di una bellezza per me sconfinata, e non ha la fortuna di avere un'amministrazione che va incontro al cittadino, per accedere a queste tutele, che tipo di percorsi deve fare? Allora, deve andare sul sito di ARERA, vedere quale società dell'energia svolge il servizio di tutele graduali, l'STG. A quel punto, quando scopre chi svolge nella sua zona il servizio di tutele graduali, va nel sito di quell'azienda e lì ci dovrebbe essere il percorso per andarci. Purtroppo non è semplicissima la cosa, ecco, per quello che abbiamo aperto lo sportello e per quello che già 6 comuni ci hanno seguito, e io venerdì farò una conferenza stampa in Regione Piemonte per spingere altri comuni a seguirci. Il collega Barabotti in Toscana ha convinto il comune di Massa, altri comuni stanno seguendo, insomma stiamo facendo il massimo per far percepire un'agevolazione, sostanzialmente facendo solo una pratica burocratica. Ecco, siccome spesso la politica parla di teoria, noi della Lega parliamo di pratica, cerchiamo di applicarla alla pratica. Ecco, sarebbe carino che lo facessero tutti i sindaci indipendentemente dallo schieramento politico, ma purtroppo sappiamo che così, quello che in questo caso ha ottenuto la Lega non viene pubblicizzato, perché in qualche modo si pensa di fare un favore alla Lega. In realtà si fa un favore ai cittadini, si aiutano i cittadini. Purtroppo sappiamo che poi la gente si allontana dalla politica perché queste cose non le capisce. Noi per questo abbiamo lo sportello, altri ci hanno seguito, è una cosa molto complicata. Noi abbiamo già più o meno aiutato 150 persone vulnerabili nel nostro comune, abbiamo ancora tempo, un'ottantina di giorni, e li useremo senz'altro tutti, e io perderò la voce, ma da qui al 30 giugno continuerò a informare la gente, e vi ringrazio perché voi siete un po' la nostra voce, siete la voce dei cittadini. Sono io che ringrazio lei. Prima di lasciarci, possiamo dire qualcosa ancora sul mercato libero, mercato tutelato? Ieri un ascoltatore ha detto: ma guardate che in certe situazioni addirittura i prezzi sono più cari nel mercato tutelato che nel mercato libero. Così ha scritto un ascoltatore. Un'ascoltatrice ci ha spiegato che il mercato libero ti fa delle offerte molto appetitose, molto vantaggiose, ma che valgono solo nel brevissimo periodo, e dopo ci rimetti. Allora, i mercati sono 3: mercato libero, mercato tutelato e questo sistema tutele graduali. A detta di ARERA, che è l'autorità di controllo, non c'è nessuna offerta sul mercato libero migliore del sistema tutele graduali. Ci sono qualche offerta
leggermente vicino o migliore del mercato tutelato, ma del sistema tutele graduali non c'è nessuna offerta migliore. Vi faccio degli esempi. Il mercato libero mediamente, ed è una media, quindi significa che può avere dei picchi più alti o più bassi, ma comunque mediamente il mercato libero nel quarto trimestre del 2024 il prezzo al kilowattora è stato di 0,36 euro, quindi 36 centesimi. Nel mercato tutelato mediamente è stato 26 centesimi. Nel sistema tutele graduali è stato di 20 centesimi. Questo sono dati non miei, non della Lega, non della politica, non del giornalismo, ma dell'autorità di controllo ARERA. Quindi andate nel sito di ARERA e vedrete questi dati. Quindi ecco perché impegnando al massimo affinché tutte le persone vulnerabili approfittino di questa chance, di questo emendamento che permette sino al 30 giugno di andare nel sistema tutele graduali. Peraltro, se tanta gente andrà nel sistema tutele graduali, il mercato libero dovrà abbassare i prezzi e a quel punto li abbasserà sia per i vulnerabili che per i non vulnerabili. Quindi noi abbiamo bisogno che nel mercato libero ci sia più concorrenza, perché in questo momento la concorrenza è ancora una chimera nel mercato libero. Allora, siamo arrivati alla conclusione. Stiamo parlando della luce, parliamo solo esclusivamente della luce. Certamente. Siamo arrivati al termine. Io libero suoi impegni, il presidente Alberto Gusmeroli. Grazie per essere stato qui e anche grazie per dare un esempio di come la politica debba e possa essere un'attività di servizio nei confronti del cittadino. È un messaggio bello per tutti quanti. Grazie a voi. Grazie a voi per il grande servizio che fate tutti i giorni. Grazie infinite e un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie. Allora, era Alberto Gusmeroli, e mi piace ricordarlo anche come sindaco di Arona. Sapete che sono affezionato moltissimo a quei luoghi che sono davvero splendidi. E adesso, se volete intervenire, via sì, non c'è la condivisione. Prima di fermarci per una musica per voi, vediamo qualche aggiornamento. Allora, dunque, qua c'è allora alla sigla di chiusura, è vero. Qui Parlamento. Allora, qui c'è un messaggio gridato. Sapete che il maiuscolo nei messaggi è come gridare, ed è una critica. Non avete capito che se parlate sempre voi, la Radio Libertà non ascoltano solo 4 gatti. Attivare un filo diretto attrae molti ascoltatori. Sono un tesserato di Salvini, fate parlare anche noi. Ascoltateci, nota, a chiamare sono sempre 4 gatti, così non funziona. Fai leggere i nostri bravi Giovanni Sallusti, che lo saluta con affetto. E allora, io rispondo con Seoran, appunto anche questo, però ci sono gli spazi. Per esempio questo è uno spazio per intervenire, se volete. Però se c'è un'intervista, per esempio adesso con Alberto Gusmeroli avete sentito che voi che si sentiva con fatica, e se io intervisto un ospite per approfondire un argomento, mi preoccupo prima che l'ospite approfondisca a vostro beneficio e anche a mio beneficio quell'argomento. Però va bene, comunque la democrazia dà diritto a tutti di tribuna, quindi ogni opinione, ogni parola, uno vale uno. E allora sentite, anzi questo ascoltatore sente detto 3 messaggi gridati. Mamma quanta veemenza. Va bene, significa che ha a cuore la nostra radio, la vostra radio, non mia, no, vostra. Le finezze dell'anemia ci rendono permeabili a un altro mondo, e nelle sue tristezze cadiamo a perpendicolo sul cielo. Mamma mia, questa è una frase che
impressione. Allora, vediamo se ci sono altri aggiornamenti. No, Mattarella che ha firmato il PDL Morandi, e poi le vittime e i figli di coppie conviventi sono discriminati, diciamo che però ha firmato, quindi non capisco il approfondiremo eventualmente anche questo, questa ultima notizia. Dietro l'improvviso dietrofront di Trump sui dazi ci sarebbe lo zampino del neo premier canadese Mark Carney, l'ex governatore di 2 banche centrali Canada e Inghilterra, ha convinto il tycoon a decretare una tregua nella sua guerra commerciale. Carney ha prima aumentato il portafoglio canadese di obbligazioni del governo USA fino a 350 miliardi di dollari. Poi ha coinvolto gli alleati che con Ottawa possiedono parte degli 8.530 miliardi di debito statunitense che è in mano straniere. Se Trump non si fosse dato una calmata, il Canada non si sarebbe limitato al controdazi, ma avrebbe sfoderato un'arma ben più dolorosa, la svendita di quei titoli. Altri finanziatori dell'abnorme debito pubblico americano da oltre 34 mila miliardi di dollari lo hanno seguito, prestiti più costosi e sarebbero diventati ingestibili per la Casa Bianca. Leggevo il debito della Casa Bianca degli Stati Uniti, non ha, ha poco da invidiare a quello italiano, quindi alla patria e famiglia. Monfalcone, per la prima volta in Italia un partito islamico si presenta alle urne, ma ho visto i dati, ci avete girato voi i dati, sono 2,9, quindi non è andata molto bene, e ha vinto il 70% al centrodestra. Dazi amari per i giocatori, la Sony annuncia l'aumento dei prezzi della PlayStation 5 a causa delle nuove tariffe volute da Trump. C'è bomba per te, arrestato a Napoli un 33enne che spediva tramite normali corrieri fuochi d'artificio illegali e pericolosi in tutta Italia. In casa dell'uomo è stato trovato un ordigno particolarmente pericoloso, altri prodotti esplodenti artigianali, 2 centraline per accensione fuochi e 163 bombe carta pronte per essere spedite. Le indagini sono partite a ottobre. E qui cosa abbiamo qua? Icardi, cornuto e spennato. Wanda Nara avrebbe usato la carta dell'ex marito per comprare 2 Rolex a Keita Balde, amante della showgirl argentina ed ex compagno di squadra del calciatore. Lo rivela il programma argentino El Ejército de la Mañana, che ha anche raccontato che la questione che più infastidisce Mauro è che Wanda si comporta da brava madre quando avrebbe lasciato i figli chiusi in un hotel molto importante in Turchia, mentre Mauro lavorava e lei se ne andava con l'amante. Serve un po' di sana disattenzione nei confronti dei figli, vabbè, e qui House of Santa, il fatto rivela che Daniela Santanchè tentò di far pagare a Visibilia SRL 130.000 euro di lavori di ristrutturazione con tanto di abusi edilizi della villa nella pineta della Versigliana, Marina di Pietrasanta, donata al figlio Lorenzo Mazzaro nel 2014. La società editoriale è poi finita in liquidazione giudiziale e la ditta che ha eseguito i lavori non ha avuto quanto il dovuto. Il Tribunale di Milano ha chiesto al PM di riformulare i capi di imputazione per la ministra e gli altri 15 imputati. E poi vediamo se ci sono altri aggiornamenti. Direi per il momento no, quindi musica per voi e poi riprenderemo con il Segui la Lega.
Gerusalemme, Gerusalemme. La mia casa dovrebbe essere casa di preghiera. Ne avete fatto un covo di briganti. Chi ti ha dato l'autorità di comportarti in questa maniera? Io stesso! C'è un problema. Gesù agisce completamente al di fuori della nostra giurisdizione. Guai a voi, maestri della legge e farisei! Fermati subito! Il mondo sta cambiando e Gesù ci sta mostrando il modo di redimere. I farisei hanno deciso di arrestare Gesù di Nazareth. Razza di vipere! Come potete pensare di evitare i castighi dell'inferno? Ah! The Chosen, ultima cena, al cinema. Sara era importante. Troverò e ucciderò chi ha ammazzato mia moglie. Abbiamo trovato qualcosa in cui sei bravo. Non sei un assassino, Charlie. Hai considerato ciò che faccio bene? Operazione Vendetta, al cinema. Officine Ubu presenta il nuovo film di Roberghe Di Vio. Mi può firmare qualche assegno in anticipo? Come vuole. Una commedia che vi ruberà il cuore tra i vicoli di Marsiglia. Mia madre fa la badante e ha rubato degli assegni a suo padre. Beh, ora che ha trovato un pollo da spennare. Non avevo l'impressione di rubarle. La Gazza Ladra, dal 17 aprile, al cinema. Questa è Floreana? Cosa si aspettava? Il paradiso? Qui la vita è orribile, è frustrante, il fallimento è inevitabile. Vi presento l'Hacienda Paradiso. È qui che la costruiremo. No. Il suo morso può ucciderti. Ogni cosa su quest'isola può ucciderti. È il momento di scegliere. Voglio che se ne vada dalla mia isola. Questa non è la sua isola, è la mia isola. Eden di Ron Howard. Allora, siamo vicini al termine, c'è il Segui la Lega e c'è anche un messaggio. Dunque, allora, è simpaticissimo, adorabile, meraviglioso, fantastico Manzoni che scrive: ma se rispondi con Soran, fai rispondere direttamente da lui, così ci togli la menata. Gentile. E Soran è morto. Mi tocca comunque prendere degli secondi per far capire che devo leggere dal libro. Se non senti che il mare potrebbe servirti da pseudonimo, non hai mai assaporato un istante di solitudine. E poi abbiamo qui vedo che bello essere il suocero di Conte. Cesare Paladino si è fatto revocare la condanna che aveva patteggiato 2 milioni di euro di tasse grazie a una norma inserita da Conte in un decreto di urgenza sulla pandemia. Questa è una notizia che non so se è stata ripresa, me la ricordo all'epoca. Andiamo con Segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina o segua te alla Marciana. Il sito è, lo conoscete, legaonline.it, è scritto legaonline.it. Potete firmate per sostenere le forze dell'ordine e anche le proposte della Lega nel DDL sicurezza. Potete consultare il calendario delle feste della Lega e potete iscrivervi. 10 euro, lo sapete, poi vi verrà recapitata alla Magione per via postale. Mi raccomando, ci sono poste italiane, gesti apotropaici a profusione per le femminucce, per i maschietti, per tutti i sessi previsti, anche quelli non previsti, perché io sono molto inclusivo. La tessera Lega Salvini Premier. Il momento di autocoscienza, di autodeterminazione civica, il 2 per 1000 sono soldi che non abbiamo, quindi a noi non costa nulla questo 2 per 1000. Sono soldi che lo Stato vuole tenersi, noi però
se non altro se li tiene lo Stato, ma possiamo dirgli dove spenderli. Questo è un redazionale della Lega e noi col sorriso nel cuore vi indichiamo il D43 per aiutare la Lega, per sostenere la Lega. Nella tua dichiarazione dei redditi scrivi D43. D di Domodossola, 4 il voto in matematica, 3 il numero perfetto. Le apparizioni radio-televisive degli eroi della Lega e i suoi politici. Oggi pomeriggio alle 17:15, rubrica Economia, Sky TG24 con il viceministro alle infrastrutture Edoardo Rixi. Venerdì 18, venerdì santo, sempre la stessa ora, sempre la stessa rubrica Economia, sempre la stessa emittente Sky TG24, un sottosegretario come Claudio Durigon a vostra disposizione. Lo abbiamo sentito qui in Parlamento, Alberto Gusmeroli, presidente della Commissione Attività Produttive, sindaco di Arona, chiedo scusa, in ora antelucana, in ora presta, nel cuore della notte, per cui vi parlo alle 7 del mattino di sabato a 7 giorni a Rai 1. Basta, stop, possiamo concludere e riprenderemo tra qualche minuto con Pietro De Leo. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Buongiorno Sammy, buongiorno cari amici di Radio Libertà. Oggi voglio parlarvi del nostro sciroppo alla bava di lumaca Bronco Free. A che cosa serve Bronco Free? Serve per tutte
tutti i processi alterati delle vie respiratorie. Avete presente quando abbiamo quel senso di pesantezza sullo stomaco, quando sentiamo che abbiamo la tosse secca, oppure quando abbiamo quella fastidiosissima tosse grassa che non ci fa dormire la notte e il nostro medico ci prescrive un mucolitico? Ecco, Bronco-Free è un mucolitico perché contiene appunto la bava di lumaca, gli enzimi litici che aiutano proprio a fluidificare il catarro, favorirne l'espettorazione e riuscire veramente a uscire molto più facilmente da tutte le problematiche respiratorie che noi abbiamo, soprattutto in questa stagione. Mi rivolgo anche a chi è fumatore e quindi deve convivere tutto l'anno con la tosse. Bronco-Free è la soluzione ai vostri problemi. Io oggi voglio farvi un'offerta straordinaria. Bronco-Free potete provarne anche solo un flacone, 24 euro. In questo caso ci sono le spese di trasporto, ma la grande offerta oggi per voi è questa: 3 flaconi di Bronco-Free a 59 euro. E se dite ascolto Radio Libertà, voi non pagate la spesa di trasporto. E se aggiungete dicendo ho sentito la pubblicità che ha fatto Miriam stamattina in radio, avete anche un omaggio da parte mia. È davvero Bronco-Free la soluzione a tutte le problematiche respiratorie? Pensiamo anche ai nostri bambini, i nostri nipotini, li accompagniamo a scuola e il giorno dopo tornano, sono già pieni di tosse, pieni di raffreddore. Ecco, in tutte queste situazioni Bronco-Free. All'interno trovate un bugiardino per capire bene come si utilizza. Vi ricordo che è senza glutine e senza lattosio. Come fare per prenotarlo? 030 68 40 408, ripeto 030 68 40 408. Vi aspetto, ciao a tutti. Ed eccoci in diretta, sempre in diretta a Radio Libertà, oltre la pagina, e abbiamo Pietro De Leo in collegamento, lo leggiamo sempre sia su Libero che su Il Tempo. Bentornato ai nostri microfoni, Pietro. Buon pomeriggio a voi. Tanto anche oggi c'è un articolo sul Tempo, il tuo giornale, Pietro, che festeggia i 90 anni di un direttore storico come Gianni Letta, e quindi auguri anche da Radio Libertà, naturalmente. E con te, Pietro, un quadro sui prossimi giorni, a partire da giovedì, visita di Giorgia Meloni negli Stati Uniti, poi venerdì e sabato arriva J.D. Vance in Italia. E intanto c'è, se non sbaglio, già il commissario europeo al commercio Marko Šefčovič, che si confronta col governo statunitense. A te la parola. È un quadro piuttosto agitato sul fronte economico. Cosa possiamo aspettarci? Innanzitutto anch'io mi associo ai vostri auguri al direttore Letta. Venendo al tema, cosa possiamo aspettarci? Questi mesi hanno decretato come sia molto difficile fare previsioni quando c'è di mezzo la strada che vuole intraprendere o le intenzioni di Donald Trump. È molto difficile. Noi ci troviamo di fronte ad un doppio livello di trattativa. C'è il livello europeo, che è quello di Šefčovič, perché noi sappiamo che la competenza del commercio internazionale è una competenza europea. Per quanto però riguarda la dimensione italiana, c'è un perfetto allineamento con tutto quel che può dire la sinistra, che ha fatto dei distinguo da una settimana da quando è stato programmato il viaggio. In realtà ieri la portavoce di Ursula von der Leyen, Arianna Podestà, ha detto che il viaggio di Giorgia Meloni anche a Bruxelles è ben visto e sta avvenendo in collegamento con la Presidente della Commissione. In questo momento bisogna avere molta lucidità, molta freddezza, evitare strappi e avere un obiettivo all'orizzonte, un qualcosa da proporre. Sicuramente per l'Italia e anche per l'Unione Europea l'obiettivo è quello di cercare una zona dazi zero tra Unione e Stati Uniti. Poi l'Italia ha anche delle partite sue, una delle quali riguarda la spesa al 2% come clausola NATO, riguarda alcuni investimenti di alcune aziende negli Stati Uniti, però l'obiettivo generale è quello innanzitutto di disinnescare
il possibile ritorno dei dazi tra 90 giorni, perché al momento i dazi al 20% sono sospesi, è stato applicato un dazio al 10% da parte degli Stati Uniti e sono state sospese anche le contromisure europee. E poi questo ci porta anche alla subordinata politica, perché una guerra commerciale avrebbe come obiettivo, avrebbe come conseguenza devastante anche la disarticolazione dell'Occidente. Queste due cose bisogna evitarle in tutti i modi. Ecco, volevo riprendere un tema che hai indicato e che anche detto tu adesso. Questo, diciamo, è stato dato anche il via libera da Salvini, che principalmente non era tanto convinto. Portare le spese per la difesa al 2% del PIL. È una moneta, quanto vale come moneta nei dialoghi con gli Stati Uniti? Sicuramente è un segnale importante, visto che Trump, ma a me piace ricordare che a suo tempo, me lo ricordo benissimo, un G8, Obama, non ricordo quale, credo forse era Gentiloni, non ricordo più quale Presidente del Consiglio italiano, gli disse: guarda che spendete troppo poco, e non solo l'Italia, no, perché sembra che sia solo Trump il cattivone, però in realtà, ecco, ma quanto può valere come moneta diplomatica e non solo, secondo te? Beh, al suo peso, perché come giustamente ricordato, quello è un tatto su cui l'America in maniera trasversale, anche sotto le presidenze dei democratici, batte molto, cioè che tutti i paesi rispettino la clausola del 2% del PIL come spesa militare all'interno della NATO. E la forza del governo italiano in questo momento, allora, e anche la forza dell'Europa, Pietro, perché chiamiamolo premier, insomma, spagnolo, è andato a trattare in Cina. Macron non sa neanche se ha un governo, e al massimo può godere per aver fermato la Le Pen, ma francamente non mi sembra un gran risultato. La Germania, vediamo il nuovo cancelliere dove può arrivare. Dal Regno Unito sono arrivati segnali non sempre univoci, se posso dirlo. E poi io osservo anche un'osservazione mia, Pietro, chiedo a te cosa ne pensi, che penso all'Europa, penso al quadro complessivo, e a me sembra che Vladimir Putin sia riuscito, lui, come dire, in un lavorio piuttosto pericoloso, cioè quello di separare gli Stati Uniti dall'Europa, il blocco occidentale spezzato a metà. Non che l'Europa non abbia le sue colpe, visto che è sempre stata obbediente contro la Russia, prima ha obbedito a Biden e quelli che c'erano prima di Biden, però sta di fatto che adesso la spaccatura c'è. Trump sta lavorando, secondo osservatori geopolitici, per evitare che si saldino insieme più di quanto già non lo siano Cina e Russia, però intanto mi sembra, anche con l'attacco della Domenica delle Palme, che mette sicuramente in imbarazzo Trump e chi, diciamo, ha un certo tipo di visione delle cose, spacca ancora di più il fronte occidentale. È una mia impressione, ma chiedo conto a te di cosa ne pensi. Un momento veramente molto difficile. Sicuramente Trump qualche errore l'ha fatto, lo ha fatto perché allora lui ha delle buonissime intenzioni nella ricerca della pace, però i toni politici, e mi riferisco in particolare alla promessa di chiudere la guerra in una manciata di giorni, non tengono conto purtroppo della portata dell'invasione. Cioè l'invasione di Putin è un gesto, un atto che ha un grande basamento ideologico, perché vuole ricostruire la Ruski Mir, l'antica Russia, l'antica terra russa, che ricomprenderebbe anche l'Ucraina. E sono cose che queste non risolvi come una trattativa per vendere un monolocale, sono cose molto più complicate. Sicuramente per la coesione dell'Occidente, dell'Europa, non hanno giocato un buon effetto tante contumelie che da Washington sono arrivate,
e sicuramente non ha giocato sul piano europeo anche la debolezza di molti paesi europei. A parte l'Italia che ha un governo forte, lo citavi tu, la Francia ha un governo, ha un'esperienza macroniana che è giunta nel suo punto più difficile, un governo è caduto nel giro di poche settimane, ora ce n'è uno che più di tanto non si può muovere. La Germania è stata attraversata da una crisi politica durata mesi e quindi è chiaro che in questo, con un'Europa con queste debolezze interne, è anche un'Europa più debole sul piano generale. E quindi ora bisogna cercare di superare tutte queste debolezze. Il tema però è che io credo che almeno in questa primissima fase, lo dico veramente con dolore, non sempre ha fatto trapelare o ha trasmesso l'importanza che l'Occidente, il senso dell'importanza che l'Occidente rimanesse unito. E l'abbiamo visto più volte anche nel caso del voto all'Assemblea Generale dell'ONU. E questa sua idea di separare la Russia dalla Cina, idea molto difficile perché Russia e Cina sono molto sinergiche da molti punti di vista, bisogna capire a che prezzo lo si fa. Perché il prezzo qual è? Il prezzo è l'Europa, il prezzo è la coesione dell'Occidente. Io credo veramente che stiamo camminando su un filo molto sottile e cadere giù sarebbe veramente doloroso per tutti. Pietro, cosa si gioca? Beh, si gioca tantissimo. Giorgia Meloni. È l'esame di laurea questo, è la tesi, mi viene da dire. In un contesto così complicato, quali sono le bucce di banana o i rischi più evidenti che lei corre? Io direi, mettendo da parte il fatto del brutto, nel caso andasse male, se va male a Giorgia Meloni andiamo male un po' tutti, e vedere Conte e la Schlein che ridono, visto che loro prendono 15.000 euro al mese, io no, non è un bello spettacolo per nessuno. Quindi metterei da parte l'opposizione che può mettersi a gridare, a essere felice sulla pelle dei cittadini, va bene, così poi saranno i cittadini a decidere a loro quando sarà il tempo debito. Però nel quadro internazionale, in quello che può portare a casa per l'Italia, in quello che c'erano importanti osservatori che avevano detto che Trump, diventando presidente, avrebbe individuato in Giorgia Meloni la sua interlocutrice per l'Europa. Un po' è così, un po' è andata in questa direzione, un po' no. Insomma, per tornare al tuo libro di cui abbiamo parlato recentemente, qui la bussola è impazzita. Guarda, la bussola è impazzita, sì, perché Trump comunque è molto post-politico. Lui ragiona con degli schemi molto semplici di promesse elettorali, forse portate ad un livello troppo alto di demagogia, e senza poi fare i conti con le conseguenze che quelle promesse comportano. Sui dazi in particolare, lui cosa ha detto? Ha detto: gli europei ci stanno fregando, metterò i dazi perché così vi farò pagare meno tasse, ha detto agli americani. Si tratta di due argomentazioni che né in un caso né nell'altro sono vere, perché è vero che l'America ha una bilancia commerciale sfavorevole, però non è che qualcuno sta fregando l'America. Sono situazioni che si vengono a creare, è giusto che lui provi a porre rimedio, ma farlo con questi temi e farlo con questa veemenza rischia di creare più danni che altro. Secondo punto, agli americani farò pagare meno tasse perché i soldi arriveranno dai dazi. E qui c'è stato addirittura un economista vicino al mondo repubblicano, che è Grover Norquist, che ha detto che non è possibile farlo. Cosa si gioca l'Italia? Io lascerei stare, come hai detto tu, la sinistra, perché la sinistra oggi esiste sui giornali, esiste sulle agenzie di stampa, ma non ha alcun progetto alternativo per il paese. Quindi Conte, Schlein, eccetera, possono dire quello che vogliono, è il loro diritto, ci mancherebbe, però
è un rumore di fondo. Il problema ovviamente è l'agibilità e la competitività delle nostre imprese, gli spazi di mercato delle nostre imprese e l'apprezzamento del Made in Italy in un paese, un mercato così importante come gli Stati Uniti. Io ho letto un report di Banca Italia, mi pare era venerdì, che diceva che comunque noi abbiamo un'altissima qualità di prodotti che in un certo senso mettono a riparo la domanda dai dazi. Tradotto, gli americani comprerebbero comunque quei prodotti di altissima qualità perché li vogliono al di là dei dazi. Però ci sono anche dei prodotti che fanno un profitto minore e che magari hanno anche una buona qualità ma non sono quei brand blasonatissimi, e lì avremmo dei problemi. Perciò bisogna fare tutto il possibile per evitare questa impennata dei dazi, e la partita è economica e produttiva e per le imprese, non è per dimostrare qualcosa alla sinistra, perché alla sinistra nessuno deve veramente dimostrare nulla. Tra l'altro, Pietro, non finisce la partita al clou forse giovedì, ma poi abbiamo Vance in visita in Italia venerdì e sabato. Ci sarà anche l'incontro tra Giorgetti e il suo omologo Bessent, quindi non è qualcosa che si esaurisce chiaramente in 24 ore, ovviamente. Ecco, quanto avrà peso anche Vance in Italia? No, l'avevamo visto alla conferenza sulla sicurezza in Germania mondiale, ha usato termini, è stato molto duro. Qui cosa potrebbe, non si può, nessuno ha chiaramente la sfera di cristallo, ma quanto può in questo caso completare un lavoro di un certo tipo, lavoro diplomatico, lavoro anche di commerciale, eccetera. Il fatto che le due cose siano state messe vicine, così attaccate, così vicine, secondo te è casuale, è una coincidenza o no? Beh, in questo momento va tutto bene, nel senso che più ci sono contatti, più si lavora in squadra nei contatti con gli Stati Uniti e meglio è per il paese. Ricordiamo che è un percorso di dialogo il nostro molto profondo, lungo e strutturato. Ad esempio possiamo aggiungere un'altra tessera del puzzle, che è l'incontro che si ebbe al G7 del Canada tra Tajani e Rubio. Poi abbiamo Meloni-Trump, poi abbiamo Vance che incontrerà anche Salvini, se non sbaglio, e anche Tajani, la stessa Meloni, Giorgetti con Bessent. Più interlocuzioni si avviano e più l'Italia si struttura come interlocutore privilegiato, interlocutore solido, che può così anche ampliare il suo peso in Europa, perché noi in questo momento abbiamo un'interlocuzione con gli Stati Uniti che la stanno portando avanti solo l'Italia e la Germania, ed è molto positivo tutto questo per noi, anche considerando che abbiamo un interscambio molto commerciale molto ricco con la Germania. La Francia si è un po' tagliata fuori perché Macron comunque era per la linea dura di mettere subito i controdazi. La Spagna ha guardato subito alla Cina, e va bene che l'appuntamento tra Sanchez e Xi era programmato da tempo, però questo bilaterale non è stato molto gradito negli Stati Uniti e quindi è rimasto il binomio Italia-Germania. Più si fanno questi contatti, più ci sono questi incontri, sicuramente meglio è. Poi aggiungiamo un altro piccolo tassello che può essere collaterale, cioè il fatto che l'Italia ospiterà anche il vertice tra Stati Uniti e Iran nell'ambasciata dell'Oman. Ora, questo anche se l'Italia non è attrice diretta al tavolo, però già il fatto di ospitare un vertice così importante significa che l'Italia è protagonista ed è percepita dagli Stati Uniti come un interlocutore molto solido. Ultimissima, poi ti lascio i tuoi impegni. È una constatazione, non è che una domanda. E personalmente sono perplesso, che io sia deluso o meno, cioè stupisce che si guardi alla Cina
è tradire se stessi. Con tutto il bene, io ammiro, c'è a Milano la comunità cinese è fantastica, cioè un'ammirazione che non si pensi minimamente che ci siano intenti razzistici, ma il sistema comunista cinese è il contrario di quello che dovrebbero essere le democrazie liberali, di quello che si ritiene l'Europa. È andare contro natura, eppure abbiamo fior di politici, da Romano Prodi a Conte, che sono pronti a spalancarsi alla Cina, e questo è deprimente, forse anche preoccupante. Cosa ne pensi? Ma guarda, io penso che, allora, ci sono due questioni. La prima è che comunque purtroppo è un male necessario, nel senso che alle nostre imprese bisogna garantire i mercati, bisogna farlo con giudizio. Secondo punto, siccome io sono molto d'accordo con te, perché la Cina è un regime comunista, è il regime che ha il più alto numero di esecuzioni capitali che vengono effettuate anche contro i dissidenti, cioè il dissidente politico viene ucciso, viene condannato a morte e ucciso. La Cina è stato un errore farla entrare nel WTO nel 2001 e questo purtroppo è un regalo, chiamiamolo così, dei liberal americani, in particolare della presidenza Clinton, perché poi la Cina avrebbe dovuto rispettare alcuni impegni, tra cui non copiare i prodotti, avere un mercato del lavoro in un certo modo, non fare dumping. Questi impegni non sono stati rispettati. Il più grande errore che, tornando al mio libro, scusami ma descrivo, è stato quello di aver fatto entrare la Cina nel WTO, che ha incitato la globalizzazione. Se oggi ci troviamo così è anche per quel motivo. Per il resto poi un po' per tattica, un po' perché effettivamente alle imprese bisogna assicurare dei mercati, in questo momento non si può non dialogare in parte, però va fatto in maniera razionale, ed è proprio per evitare che questo dialogo diventi monopolizzante che bisogna cercare di non rompere con gli Stati Uniti, anzi bisogna riallacciare e sviluppare i rapporti commerciali con gli Stati Uniti. Grazie allora a Pietro De Leo, lo leggiamo tutti i giorni sul Libero, sul Tempo. Grazie ancora, a risentirci presto. Grazie a voi. E andiamo a concludere, sono le 14:58, quindi via velocemente, vediamo. Arianna Podestà, portavoce di Ursula, quella dei servizi segreti italiani che porta informazioni a Ursula e poi dicono che è italiana per noi, scrive Maurizio. Chiuso, stop, basta, grazie a Natalia e a Sveva e Natalia, qua non so come comportarmi, tutte al quadrato. Grazie davvero e grazie a voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà. Avete ascoltato Oltre la pagina.